quinto comandamento dice non uccidere, sappiamo, no? E anche sappiamo che la vita appartiene a Dio, perché nessuno di noi ha deciso di vivere, quindi nessuno può decidere di cessare di vivere, no? Che cosa ci comanda questo comandamento? In primo luogo ci comanda che dobbiamo conservare e difendere la nostra vita, quindi anche avanti di una aggressione ingiusta, no? Come la legittima difesa. Anche ci comanda che dobbiamo curare la propria salute, sia fisica che psichica, ma senza cadere in un eccesso, no? Senza cadere nel culto del corpo, tutto in una giusta misura. Anche ci comanda di rispettare le altre persone, la sua salute, la sua vita, e per ultimo di lavorare per la pace, che ci sia la pace sia nella nostra famiglia, con i nostri amici e anche a chi corrisponde la pace internazionale. Ma noi dobbiamo iniziare dalla nostra casa, che ci sia la pace. Bene, e che cosa ci impedisce di fare questo comandamento? Questo comandamento ci impedisce di non cadere nell'eccesso di consumere il cibo, non mangiare troppo, anche non cadere nell'eccesso del bere, del fumare, dell'uso eccessivo delle medicine, anche di non drogarsi, e anche questo è molto importante, di non guidare in stato di ubriachezza o ad alte velocità. Anche questo comandamento condanna le sterilizzazioni direttamente volontarie, no? Le accetta quando sono sotto prescrizione medica, quando è per curare la salute di uno stesso. E certamente, come dice il comandamento, non uccidere anche impedisce l'omicidio, uccidere volontariamente un'altra persona, e anche la cooperazione in esso, no? Dare consiglio a qualcuno di farlo o non impedirlo. Quindi anche impedisce l'aborto, e l'eutanasia e il terrorismo, che sono peccati molto gravi. Ma oltre alla morte fisica c'è pure la morte spirituale, che sono coloro che spengono la vita di grazia nelle anime, cioè che incoraggiano altre persone a fare peccati mortali, a fare peccati. Per esempio, con lo scandalo, quando per alcun comportamento o per cattivo esempio induciamo un'altra persona a commettere un peccato. O forse con i nostri consigli. E per ultimo anche l'utilizzo smodato delle nostre parole quando noi parliamo di qualcuno, quando critichiamo, quando accusiamo ingiustamente. Pure questo è condannato per questo comandamento. Bene, noi cristiani dobbiamo ricordare sempre che dobbiamo essere i primi operatori di pace, no? Coltivare nella nostra casa, nel lavoro, con gli amici, la pace, la mitezza e il rispetto delle persone, no? E questa grazia di comprendere che significa la vita e testimoniarla e difenderla la chiediamo a Maria Santissima. Sia lodato Gesù Cristo.